Beh, scuola, mi viene in mente studio, compiti, amici. Posso rispondere onestamente? No. Studio? Non saprei. Noia. Prigione. La morte. Inferno. Un posto dove studiare, fare i compiti. Studio, fatica, un po' di stress. Noia. Studiare. Opportunità di imparare. Non solo studio, ma anche un luogo dove poter incontrare nuovi amici, scambiarsi opinioni. E gli scalmanati a cui stiamo dietro. Sciaffetto lì. Ti decidi a fare i compiti, oh. Non Avuto so. una staffa. Oh, stai zitto Jacopo, non prendere in giro. Dai, studiate, muovetevi, impegnatevi, silenzio. Profe, lo sai, profe, sai cosa ho preso, vuoi vedere? Ti ho mai detto di quella volta che finisci l'esercizio? Sai che a scuola oggi abbiamo fatto? Fai questo, oh, guarda. Comportatevi in modo civile. Oh no. No, matematica anche oggi non posso fare a meno di farla. Non ne ho voglia. Me la fai tu. Sono tutti molto bravi. Niente, sono vegetariana. Spaghetti di cracker. Di solito mi porto una pastina. Bevo costantemente caffè. Di solito mangio arancia e faccio l'elemosina agli altri facendo finta di non avere la merenda, di essermela dimenticata a casa. Generalmente gli altri ci credono e mi danno da mangiare. Quello che capita. O un panino o la pizzetta, così. Cioccolata, Ogni giorno cracker, grassini. tutto ciò che è commestibile. Nutella, biscotti con la Nutella, pancara con la Nutella. Schiacciatine o cracker? Ginnastica di sicuro perché devo muovermi. Storia perché è bella. Geografia. Educazione fisica con tanto di 5,5 in salto in alto in quarta superiore. No, direi inglese, dai. Storia, perché è interessante scoprire tutti quanti i misteri del passato. Matematica per il semplice fatto che è l'unico esame che mi manca e quindi me la faccio piacere fino a quando non sarà passato. Arte perché mi piace disegnare. E fisica perché mi piace fare sport. Fisica perché mi piace giocare. Arte perché mi piace disegnare. Fisica e musica. Mi piace la storia. Mi piacciono gli eventi così. Inglese e scienze. Fisica. Matematica perché il nostro prof continua a dire basta. Inglese perché è inglese. Letteratura, è un po' come storia. Matematica. Matematica perché bisogna ragionare. Storia, geografia e scienze perché bisogna studiare. Inglese perché non so pronunciarlo. Matematica perché non ci capisco quasi niente. La matematica. Inglese, tedesco, la odio. Grammatica, perché non riesce ad entrarmi proprio in testa. Matematica. Oltre a impegnarmi di più, ma anche per stare insieme con gli altri, con altre persone. Per rafforzare delle nostre materie che non siamo tanto bravi. Sì. Perché su certe materie io non vado bene. Per capire di più la matematica. Assolutamente. Tutti quelli che hanno problemi per me dovrebbero Sì, bello. Puoi anche imparare cose che prima non potevi imparare perché magari la prof non te lo diceva. Certo, è un bellissimo modo di conoscere gente, di imparare a organizzare un gruppo. Cioè, dove prima prendevo 4, adesso arrivo quasi al 5,5. Per me è molto utile venire qua perché a parte puoi stare un po' di più con i tuoi compagni che a volte non vedi, però sul serio ti aiuta con la scuola, ti aiuta a fare i compiti e sul serio se hai un'indecisione a volte spiega meglio di alcuni professori. Cioè magari il professore hai quel che non gli chiedi perché hai paura che la classe ti prenda in giro perché ti senti un po' quello indietro che non ha capito. Invece qua così gli butti lì la domanda, se ti risponde bene no, se no no. Cioè non rispondono mai di no. Molto ma molto bello e utile. Sul serio mi piace. Sì, io lo consiglierei.
anche perché comunque ti diverti, ti affezioni ai ragazzi. Io sì, consiglierei di venire a fare il tutor perché è una bella esperienza, si incontrano tantissimi bambini, ragazzini che ti insegnano tanto, ti fanno arrabbiare però anche ti danno tante soddisfazioni. E si acquisiscono delle competenze che diversamente sarebbe impossibile trovare altrove. Perché se avessi avuto questa opportunità l'avrei sfruttata a mia volta. Se ti serve una mano, vai a casa Novarini. Con paura, perché poi anche dipende dalla materia, se hai studiato o no. Tensione e paura di sbagliare. Quando mi trovo davanti a una verifica respiro innanzitutto. Inginocchiandomi, pregando Dio che la riesca a fare bene. Provo a mettercela tutta. E l'agitazione è molta. Non capisco quando non capisci qualche consegno, qualche domanda. Venendo qua è una delle risposte che do spesso, però un mio modo per studiare personale è quello di prendere il libro, guardare dove le frasi terminano e piazzare in quei luoghi strategici degli orsetti gommosi o comunque delle caramelle per autoconvincersi che studiare è giusto. In teoria ogni volta che arrivate un orsetto lo mangiate per poi continuare a leggere fino all'orsetto successivo. Ti convince che studiare è utile, non alla linea ma è utile. Libro, capitolo, schemi, tanti schemi e poi si ripete. Beh, innanzitutto cercando un po' di studiare piano piano, man mano che ci si avvicina alla data, aumentare appunto sempre di più. Sottolineo, leggo, faccio schemi e poi ripeto ad alta voce. Studiando e ripetendo all'infinito. No, io speravo un po' nella botta di studiavo, però c'era sempre la speranza che andasse. Niente. Sinceramente però forse qualche professore potrebbe essere tipo levato. Beh, sicuramente le note o le note di negative. Meno lezioni. Sì. E le verifiche. Sì. Vado a scuola la mensa che non è molto bella. Informatica più. Non tanto, però un po' sì. Io toglierei i professori che sono più antipatici. Alcune prof. I professori che non hanno più voglia di insegnare. Unirei la teoria a tanta pratica. Ricreazione anche un po' un'ora in più a fare alla settimana di ginnastica. Anch'io. La pizza. E più gite. Ecco. Dei professori simpatici. I minuti della ricreazione. Anche. Un cortile più grande nella scuola. Dei corsi più mirati magari proprio a livello delle medie per i ragazzi stranieri che fanno fatica a stare dietro a una classe di italiani perché magari sono ragazzi molto intelligenti e dotati che hanno proprio problemi con la lingua e non riescono a studiare. Più attività fuori dagli orari scolastici, ad esempio, come fanno nei college americani. Sport, arte, musica. Ciao! 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 Io faccio costantemente i compiti, lo faccio con molta attenzione, ascolto in classe, sto sempre attento e ho finito le bugie.